Nel cuore della meravigliosa città di Catania, una giovane nobile di nome Agata cresceva circondata dall'amore della sua famiglia e dal calore della comunità. Sin da bambina, Agata mostrava una devozione straordinaria verso la sua fede in Cristo, un amore così forte che avrebbe segnato il corso della sua vita. Agata era una giovane di straordinaria bellezza e saggezza, con un cuore puro e un'anima gentile. Fin da giovane aveva fatto voto di castità, consacrando la sua vita al servizio di Dio, ma il destino aveva altri piani per lei. Quando il potente pretore quinziano della Sicilia mise gli occhi su di lei, fu subito affascinato dalla sua bellezza e dal suo patrimonio. Decise di sposarla, ma Agata, fedele al suo voto e al suo amore per Cristo, rifiutò le sue avance. Quinziano, furioso per il rifiuto di Agata, decise di usare ogni mezzo a sua disposizione per piegarla alla sua volontà. Approfittando dei decreti imperiali contro i cristiani, ordinò l'arresto di Agata e la consegnò a una donna malvagia di nome Afrodisia, incaricata di corromperla. Ma la fede di Agata era più forte di qualsiasi tentazione terrena. Nonostante le arti malvagie di Afrodisia e le torture inflitte dal pretore, Agata mantenne salda la sua fede e il suo voto di castità. Anche quando le sue carni vennero strappate dalle tenaglie e il suo corpo fu martoriato dal fuoco, Agata non vacillò. La sua fede la sostenne attraverso ogni tormento e persino durante i momenti più bui vide la luce della speranza brillare dentro di sé. Ma fu durante un terremoto che scosse la città di Catania che il miracolo si manifestò pienamente. Mentre il terreno tremava e le case crollavano, Agata rimase incolume, protetta dalla mano di Dio. Fu un segno per tutti coloro che avevano assistito alle sue sofferenze, una testimonianza del potere della fede e della forza interiore di questa giovane martire. Anche dopo la sua morte, il ricordo di Agata continuò a ispirare i fedeli di tutto il mondo. La sua storia di coraggio, sacrificio e fede rimase viva nei cuori di coloro che avevano conosciuto e ammirato questa straordinaria giovane donna di Catania. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.